Quel non è stato un sbagl, chiars spectators che els han visuosa durant l'emissione ammonaiada il signet del balcon tort. Quel è stato previs uscenes per la semple ragione che nos eschen oz scolgiasts prol musicant, dirigent e compositur engiadinais Ottmar Nussio, che ha scritto la suite Folklore d'Engadin, ort la quale è la musica del signet del balcon tort. Maestro Ottmar Nussio ha festeggiato l'anno passato il 70° anniversari. El è uossa dunque al cominciamento del 8° decenni da vita e per questa ragione viene fatto un piccolo discorso con el. Signor Nussio, è che milder esa schel manzuna giustas vessa las importantes datas or da sia vita. Cura e di nua is el nat, in nua al passantassi e gioventun, che sono stati altri importanti avvenimenti or da sia vita. Ma per mia vita il più importante avvenimento è stato che sono nato san e fermo 4 km, che non avevo la luce del mondo, nel 1902. Dunque sono quasi 101 anni. Recapitolare in par pless le tappe più importanti della vita quando non è una cosa facile. In mio caso sono nato da genitori in giardinais, mio babbo era Jacek Nussio da Ramosh e mia mamma era una Anna Sciucani da Ftan. E sono nato come emigrante Auslandschweizer, come si dice, a Grosseto, dove mio babbo aveva sornia farsi già da 6 babs, eccetera. Grosseto è in Toscana? Grosseto è in Toscana, si spaiasse da Dante, quasi una buona occasione. E da là il partì e la sogna la malaria, era già aria, e si a Genova. E da Genova e si a Reggio, là hanno fatto le scuole elementari in italiano, e a Dijon sono tramesso a Schiers, evangelische Lehranstalt, a imprendere il Tudaisch, ero un po' il Schweizerdeutsch, allora ho imparato le lingue e facevo il ginnasio. Ma non avevo grande voglia da studiare. Il latino e la matematica, qua c'avevo delle invenzioni infernali. Allora un bel dì mio babbo ha detto, tu non combini in gutta, torna a casa. Hanno provato un non, anche se ha fatto mio babbo, c'era quella volta a Reggio Emilia, e era là, qua non piaceva fare farsi. Allora mio fratello, quella ha detto, tu suoni la flauta, perché era amateur da flauta, prova una volta a dire a Milano, e forse c'è il conservatorio, tu puoi già entrare. Allora mi sono presentato al conservatorio e poi mi ha messo in già anche la 4ª classe. E allora 6 de Jones e da quel momento ha cominciato la grande passione, il grande amore per l'arte, per la musica, che dura fino a ora. Allora però già avanti che c'è entrato nel conservatorio una certa scolazione, una certa esperienza, forse era autodidattica in la musica. È stato un fatto curioso, quasi una predestinazione, perché babbo e mamma piaceva fitch la musica. Mio babbo quel cantava e suonava, così dice, la zitara, quell'istrumento che si raspa, la di zitara. La tremblereux, forse di romanzo. E mamma invece quella suonava un strumento che oggi è fitch popolare, la chitarra, aveva una bella voce e cantava, e poi mi piaceva enormemente. E poi, quando ce n'ha eu 6 anni, un dei nostri lavoratori nella fabbrica, questo a casa con questa piccola flauta qua da bambù. E sono riusciti a far sortire ora l'in Svizzera. Mio papà, che era un patriota fervente, ha pigliato il treno e sia a Milano a comprare una flauta d'argento, da quelle trasversali, da professionale, e torna a Reggio. E allora là hanno sognato il mio primo magistro, che era un baccier. Un baccier? Un baccier, e quello suonava la clarinetta, ma mi ha mostrato la flauta, e a 8 anni hanno fatto il mio primo concerto con la flauta, accompagnato da una giunfra ciarina al clavazzino in un concerto di beneficenza. Lei è dunque stato al Conservatorio di Milano, dove è qua in avanti? Sì, a Milano sono stato al Conservatorio 6 anni. Allora ho studiato la flauta
e ha un diploma da primor din toți deci, davant a studiare clavecin principal e a cominciato a studiare la composizione. E dopo quai sono un anno a Roma a studiare con Ottorino Respighi la composizione e dopo questi 7 anni da studio intensivo della musica, il mio studio, così studis da musica finiti, dopo cominciare la vita. Non è però stato musicante e compositor, è stato un certo tempo attivamente dirigente, o Qual vuol dire? Non levi in principio era dirigente, perché pensavo che fosse una carriera da vanità, la mia grande passione della composizione. Você è questo, c'è un che sa bene la composizione e sa suonare strumenti, quel ha la meglio vocazione per diventare un dirigente, un Kapellmeister, perché allora quando c'è sta davanti alle musiche, quel non suona bene, quel sa scrivere la musica. E qua era una volta in concorso ed era avanti, era 3 anni magista da flauta al Conservatorio da Zurich, ma poi è stato un concorso alla Piazza Libera qui a Lugano, un concorso internazionale e ha sognato la piazza, ha fatto un concorso, ha guadagnato il concorso e da voi sono stato a questa piazza che era per me fic importanza perché come compositore potevo suonare le mie opere, provare e da voi con i editori offrire la roba che era veramente finita e suonabile. E è stato dunque dirigente dell'orchestra radiosa della... No, la radiosa, quella è l'orchestra, diciamo, quel che dicono in Deutsch Unterhaltungskapelle, ed era diretta dall'orchestra sinfonica, l'orchestra della radio svizzera italiana per la musica seria, seriosa. Il leister, signor Nussio, però, creia al discorre da del al più sovente sco compositor. C'è sono stato il primo successo? Qual vuol dire il primo successo per dire internazionale, dove c'è scritto la musica da Ciambra, qua è stato nel 42, fin già nel 39 avevo scritto il text di musica per l'esposizione nazionale, un'ordinazione dalla radio e dal Canton Tessin. E allora è passato uno dei più grandi editori, Alfred Schnee, della Casa Universale Edizione da Vienna, e quella ha scritto e la stampata, e fin già nel 1943 questo talk di musica, danza ticinese, una danza sinfonica per grande orchestra, ha una diffusione internazionale. Mi ricordo che ha guadagnato fin già il primo anno 6.000 francs, e qua è una testimonianza che c'era roba buona. Ella però è scritta per composizioni in connesso con l'Engadina. Sì, la più conosciuta è quella del folklore d'Engadina, che è stata stampata dalla Universale Edizione. Allora, dopo ha scritto Engadiner Humoresken, è stata affezionata, stampata da Arno Simrock. Allora, La Digna Rustica, poi fosse l'Engadina Paurila. Quella è stata stampata da una delle meglio editori della Germania, allora Blair's Cause, chansons e autos, allora un'ouverture del Punch-Out, quella è stampata da Busion Hawks Londra, e Blair's autos, tutto un pacchetto, poteva suonare tutta un'evna musica sinfonica da chante per l'Engadina. Hem sa da mettere avanti, signor Nussio, c'è un Blair contatto con gli altri contraenti della vita musicale. C'è ricordanza al qui, amo? È una Blair ricordanza gloriosa, la più grande è stata quella con Richard Strauss, che è stato qui a Lugano e sono stati presentati da sei amici, Ernst Roth, l'editore da Busion Hawks Londra, e da Bernhard Baumgartner, l'intendente da Salzburg. E dopo avanti sono stati sia Honecker e dopo Hindemith, Kodai, Britten, Milo, una pruna da grandi compositori. Allora da spera, aussi grandi solisti come Rubinstein, Oistrakh, Isaac Stern und una pruna, tutti i più grandi solisti sono stati qua, Haskell, etc.
e grandi dirigenti, come Furtwängler, Clutens, Ormandy, Stokowski, e stesse leier tot una lista, quais fossemos is Macedon. E cred però che quels musicants grands non sono venuti pro el, e cred che el leser viaggia un po' pel mondo intorno, o briccia? E sono viaggiato, ho avuto blere relazioni, ho diretto per diverse volte a Salzburg, allora una sera dopo la guerra, qua era in prima fila e dirigeva e suonava da solista in questo concerto e aveva composizione mia, e là era Herbert von Karajan. Allora, con questi contatti naturalmente potevo avere l'occasione di invitare a Lugano. E lei era andata in America? E sono state 3 volte in America, una volta in Africa. In America ho avuto concerti per dirigere e qualche volta ero compositore. La seconda volta ci sono tornato là, ho scritto composizioni per 2 città, una per Charleston in South Carolina, l'altra per la ex capitale della Georgia, Augusta, e là ho scritto Giorgiano in una suite per grande orchestra e coro, e qua io ho un successo così grande che avevo mandato così, sono divenuto cittadino della città di Augusta, honorary citizen of Augusta, United States. Vagin d'onore? Sì. Sia vita è stata attiva fino a signor Nusio, aller per ses 8 decenni di vita a progetti speciali. Blers, ma il più grande è forse quella che scrivo le mie memorie. E in quelle si potranno chattare molti dettagli che ora non avevo in tempo da quintare. Ed è grazie a queste memorie che stiamo aspettando con wonder, signor Nusio. Nus venne filmato ad el l'anno passato durante il concerto festivo in ciascun del 70 anniversario. E dopo questo concerto, cari spettatori, vedranno 2 sequenze. Il primo una sequenza ora del concerto per Gia e l'orchestra da cordes con la famosa solista Bustabo, e dopo una sequenza ora del concerto L'Eroica da Beethoven e dirige Ottmar Nusio.